Al via Costa Bianca Estate 2017 con la Scala dei Turchi Fest, un evento che si rinnova giunto alla sua 39esima edizione. Questa sera la presentazione, ne parliamo con il primo cittadino. Sì, la 39esima edizione della manifestazione Costa Bianca. Anche quest'anno, siamo riusciti ad organizzare tutta la manifestazione, a portare avanti il programma che vedete qua alle mie spalle, che tende, come gli altri anni, alla valorizzazione del territorio, perché noi crediamo che dobbiamo in prima istanza difendere la bellezza del territorio, che è il territorio di Realmonte, e valorizzarlo in tutti i modi. Lo abbiamo fatto nelle diverse maniere che si può fare, intanto con la tutela del paesaggio, della costa e dei nostri luoghi più belli. Lo facciamo anche attraverso la cultura, attraverso lo spettacolo, e valorizziamo in questo modo sia il centro abitato di Realmonte, dove ci saranno tutta una serie di spettacoli, che il Teatro Costa Bianca. Non trascuriamo neanche il paesaggio, tant'è vero che c'è uno spettacolo che verrà fatto sul monte di Caporossello, che si affaccia proprio sul mare, e su altri luoghi che riguardano il nostro paesaggio. Quest'anno, come negli anni scorsi, vogliamo valorizzare al meglio questo territorio che, come tutti sanno, è a vocazione turistica. Quindi abbiamo programmato una serie di attività che tendono a valorizzare sia l'aspetto culturale che quello naturalistico di questo territorio e anche le tradizioni. Quindi faremo delle attività in piazza con cadenza settimanale, ogni giovedì avremo delle attività musicali, di tradizione popolare, anche culturali in piazza. Avremo in teatro una rassegna jazz che è alla seconda edizione con nomi quali Mario Venuti e Fabula, per esempio. Avremo in teatro sempre delle rappresentazioni teatrali, in piazza verranno Malle e Sciadi, quindi cercando di dare un taglio che sia per i più grandi e anche per i più piccoli. Abbiamo pensato anche alle spiagge, quindi alla nostra costa. Ci sarà un DJ direttamente dallo Zoo di Radio 105 spiaggia a Lido Rossello il 12 agosto e un Summer Festival Tour che viene riproposto per la seconda volta nel territorio realmontese, sia a Punta Grande che a Lido Rossello. Avremo delle attività anche culturali, mi sto riferendo a un libro a confronto, quindi all'attività che verrà proposta nella montagna del Faro di Caporossello il 28 luglio. Avremo appunto degli autori a confronto, quindi con una serata che ha un taglio culturale dove insomma con anche un intrattenimento musicale avremo un tenore, quindi trascorrendo una serata in uno dei posti più belli di questo bellissimo appunto territorio. Avremo anche, quest'anno sarà la prima edizione, un premio Scala dei Turchi, quindi un premio che verrà dato alle eccellenze realmontesi, quindi a soggetti che si sono distinti nel campo artistico, musicale, nel campo scientifico, letterario e quant'altro. Stiamo riproponendo per la terza edizione il GREST, anche quest'anno ci sarà sia un aspetto ludico, sempre in collaborazione con la parrocchia ed altre associazioni che sono del territorio di Realmonte, quindi oltre all'aspetto ludico questi ragazzi saranno alle prese con degli aspetti contenutistici, quali ad esempio laboratori di pittura, di letteratura, di danza, culinari, quindi di gastronomia, eccetera, e avranno quindi la possibilità di fare integrazione non solo in chiave ludica di divertimento, ma anche in chiave formativa.